Telefonata in corso. Control room safe. Sono del pronto soccorso di Treviso, volevo avvisarli che qui è in corso un'aggressione, abbiamo bisogno di aiuto. Avviso subito il 112. Un braccialetto simile a un orologio per garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno lavora in prima linea. Da questa settimana l'ASL 2 marca trevigiana darà in dotazione al personale dei pronto soccorso della marca dei braccialetti antiaggressione. Il dispositivo ha una SIM all'interno dove premendo il bottone rosso SOS parte una chiamata, ok? E dall'altra parte risponde una control room. In questa prima fase verranno distribuiti 120 dispositivi con l'obiettivo di offrire un supporto concreto agli operatori sanitari e amministrativi, spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche. Solo nel 2025 l'ASL 2 ha registrato 672 episodi di violenza, di cui il 30% fisici, concentrati in gran parte proprio nei pronto soccorso. Aggressioni in netto aumento, dato che nei primi 8 mesi del 2025 e nei 6 pronto soccorso della marca sono già 188 le aggressioni rispetto alle 199 di tutto il 2024. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare soprattutto chi lavora. Il braccialetto antiaggressione integra anche un GPS ed è in grado di monitorare i parametri vitali di chi lo indossa, rilevando cadute e perdite di coscienza. In futuro il progetto sarà esteso anche ad altri ambiti considerati sensibili, come i servizi per le dipendenze, l'area psichiatrica, pronto soccorso pediatrici e consultori familiari.